una squadra di questo calibro e con queste aspettative non può permettersi sicuramente di steccare più nessuna partita, perché gli obiettivi che noi abbiamo prefissato a tutti, prima a noi dirigenti ma poi al tecnico e alla squadra e ai giocatori, sono obiettivi di vittoria del campionato, sono obiettivi ben specifici e così continuando non riusciremo sicuramente a raggiungerli. Abbiamo una grande opportunità ed era quella di battere una modesta squadra come la Gioia Tauro, come la Gioiese, che non è una squadra che è penultima in classifica. Avevamo l'opportunità di battere questa squadra e balzare in testa alla classifica, primato che avevamo perso domenica con il pareggio in casa con l'Agropoli. Allora voglio dire, se noi non vinciamo queste partite, quale partita dobbiamo andare a vincere? E allora io ero amareggiato e sono ancora amareggiato, tant'è che domani dal mio rientro sono fuori sede, parlerò con la squadra per l'ultima volta, parlerò con il tecnico, perché io voglio dei giocatori e una squadra che sia più cinica, ma soprattutto che sia più umile. Deve essere umile e affrontare le partite con grande umiltà. Io non voglio nel mio staff né Maradona né Zico né Messi, voglio dei giocatori e sono sicuro che lo sono giocatori importanti e che però devono essere umili e giocare le partite con grande umiltà. Io voglio questo dalla mia squadra, voglio che non si facciano più fatti falsi, perché non possiamo più perdere punti in questa maniera, perché altrimenti gli obiettivi non li possiamo più raggiungere. Io non ho più bisogno di tenere una squadra a questi livelli per non raggiungere l'obiettivo.